persone e il mio psichiatra proprio mi fa gli applausi, bravissima. Cosa sta combinando la Cristina in questi giorni? Mi sto facendo una scorpacciata maratona di anime e anche se c'è il sole fuori, tra un po' di giorni mi arriverà la bici. Non vedo l'ora. Ho fatto un po' di shopping su dei siti anche di persone che conosco, di miei amici, e non vedo l'ora che mi arrivino le cose da spacchettare insieme a voi. E nel frattempo io sto dormendo tantissimo e penso che sia la primavera e sto recuperando un sacco di sonno degli ultimi mesi o degli ultimi anni. Comunque queste ciglia durano ancora e sono fantastiche. Volevo mostrarvi questo che poi vi mostrerò anche in un video apposta. Dovrebbero starci tutti i capelli dentro quando vado a dormire o anche quando sto in casa. È di seta. Oppela. Come sto? Sembra lì, babà. Oh, quanto freddo fa appena usciti dalla doccia, una ventata di freschezza, il K2, porca miseria. Allora mi metto la mia, è bellissima, è di seta, l'ho presa su Amazon, che sono stupidina, perché potevo prenderla anche anche dalla Edit, no, dalla ragazza da cui vado a farmi le trecce. Comunque oggi è lunedì, mi sveglio, mi preparo, mi lavo. Come mai, Cristina? Perché oggi andiamo, e ormai parlo al plurale perché siamo io e Cristina. Ormai siamo due persone e il mio psichiatra proprio mi fa gli applausi, bravissima. Scusate, sorry. Ecco. Devo prendere una, perché volevo fare, oltre che a togliermi la ciglia che ho, intanto vi volevo mostrare la skincare routine. Cos'è sta roba? Cos'è? Ah, un filo, pensavo fosse. Devo togliermi la ciglia. Allora, no, volevo mostrare, prima di farvi la review, la recensione, col pettinino vado a come volete vedermi anche desnuda, la maglia desnuda, anche no, non riesco ad arrivare allo specchio. Perché io ho un treppiedi così piccolino che non ci sta lì un treppiedi, devo prendermene uno piccolino. Palle. Vediamo se lo scrub qua funziona qualcosa. Vedi, potere dell'ingegno. Devo andare in ospedale stamattina. Wow, Cristina, che bello, ma davvero? Sì. Ho tanto per cambiare. Non per... sì, comunque il problema persiste, continua. Io non c'ho più vita, cioè io me ne vado in un centro apposta, gli dico toglietemi tutto e basta che sia finita, perché se un dottore non è in grado o ha paura di mettermi le mani addosso perché ho 8000 problemi, se tocca qui mi distrugge là, se tocca là mi distrugge qui, allora dice aspetta Cristina, non siamo in grado,
devo mettermi l'olio nelle gambe perché mi bruciano. Non so se anche a voi succede che vi sarà la pelle secca, non lo so. Non so. Boh. Che vi fa male la pelle delle gambe e delle braccia, dovete metterci subito la crema. Ma quanto è carino? Quanto è carino? Esfoliante, sapete che adoro questo qui di Dermolab. Qui ci diamo una bella svegliata. Dai. Ok. E basta, in questi giorni ho dormito come un ghiro in pieno letargo. Non so, non lo so perché, non lo so. Ho guardato sempre un po' di video su YouTube, trovavo inutile fare altri video, ho detto dai, vi porto, quanto bello, in ospedale con me. Non riprenderò nessuno, di novità c'è, parlando un po' delle relazioni, robe così. Allora, nel mio caso è che io non sono nessuno, cioè, zero. La gente, io ho trovato tanta gente che voleva approfittare di me, della mia situazione o della visibilità o di qualsiasi cosa che poteva, come una sanguisuga, no? Ok, io anche me ne accorgevo, ma dicevo lo faccio volentieri perché a questa persona cioè c'è un rapporto che me ne frega e va bene così, ma a volte sbagliavo perché ero giovane e pensavo che gli amici conosciuti, no? Ho preso questo qui, il Cream Booster di Touch Beauty. Praticamente quando ti metti la crema, piuttosto di spalmartela con le mani, tu usi il fornetto a microonde qua. E quindi c'ho sempre avuto l'ennesima potenza, espansione del dominio. C'ho sempre avuto la paura, insomma, che non fosserebbero state relazioni sane, o comunque poi quando gli vai a chiedere ma no, ma ti voglio bene per davvero, ma no, ma cosa, cioè ti danno della matta a te perché vai a farti ste paranoie. No, le mie paranoie sono giuste, sei tu che sei una caccolina, una rocchiosa, E quindi la mia fiducia nel genere umano è sempre andata più a svanire, e mi sono ermetizzata come come si chiama quello di questo mondo di zero calcare, non l'ermellino, quello che si rinchiude in se stesso. Eccomi qua, io sono lui, saggio, visibile solo a lui, è la mia coscienza, io la vedo, però nessun altro la vede, ci parliamo, ci scambiamo, ma la vedo solo io, ma se la vede anche zero calcare allora è tutto normale, no? Fa un cazzo. Poi ci servono anche le batterie, e ormai le batterie è una roba antica, ragazzi, devi caricarlo col cavo USB, cioè le batterie basta. Che io uso ancora le pile, chi
Chi? Non lo so. Devo mettermi un attimo, scusate, l'olio, perché le mie gambe mi chiedono help me. Intanto c'ho ancora lo scrub su. E quindi non si vede bene, benissimo. Mi sono aggiunta a sto sito così come facevo una volta, solo che mettevo il mio nome vero. Ho aggiunto le mie foto vere, ma il nome è finto e cerco di essere molto fredda e distaccata in quest'app che non... anche se fai... oh mio Dio, si sta rompendo il lavandino. Anche se fai match, sono le donne a decidere se... Sembra che stia facendo una cosa non molto carina. Se scrivere o no a quelli con cui hanno matchato. E mi sembra giusto. Mi pare giusto. Scusate, alle spalle. E dicevo niente, quindi story time. Questi qua, sì, quando non... vorrei essere il nessuno, capito? Un po' di... essere una ragazza che qualunque, non me, per un giorno, tipo provare a vedere, adesso me lo tolgo, provare a vedere cosa si prova ad avere delle relazioni normali, senza che la gente dica, anche se mi fa piacere, io adoro, amo chi mi viene a salutare, vuole le foto, facciamo la foto, però in ambito relazionale, ragazzi, è un po' complicated. Aspetta che mi risciacquo, devo premere, poi torno, aspetta. Comunque non vi dirò mai che sito è. Scusa un attimo. Cioè che app è. E quindi non farò più video in macchina, anche perché penso che la macchina mi sono rotta, cioè è una spesa assurda, cioè basta, tipo poi sì, preferisco prendermi la bici e andiamo a pedalare di qua e di là, in mezzo ai campi con le pannocchie e le verze. Sto pulendo i dilatatori per le orecchie, e anche queste mi sono stufata. Non so perché sto facendo questo video. Devo finire la routine. Siero. Io voglio fare la skincare coreana. Non è giusto. Sto guardando su YouTube dei video, ovviamente, di una ragazza giapponese che sono... oh, a me piacciono un sacco, praticamente sono ASMR, lei non parla, si fa vedere come la signora di Tom e Jerry, non so se avete presente Tom e Jerry, cartoni animati. No, lei non si fa vedere la testa, tipo mezzo busto così. E si fa vedere tutta casa sua, tipo la vita di una ragazza single impiegata in Giappone. Allora si fa vedere, no? Che si sveglia alle 5:30, oppure che torna a casa, che si prepara tutta kawaii, le sue belle cosine giapponesi, oh mio Dio, che bello, da mangiare. C'è tutta la casa minimal, carina, super organizzatissima. E io la sono come, avete presente? Psycho, cioè con quello di Nolan. No, aspetta, come si chiama? Alexa,
American Psycho. Lo so io Alexa, non ti preoccupare. Lui, quando vede i biglietti da visita degli altri, io sono così. Quando vedo le case degli altri, che sono più organizzate della mia. Non sto scherzando. Però qualcosa fa sto costo. Qualcosa fa. Oh, il siero me l'ha fatto assorbire. Comunque allora vedremo, vi terrò aggiornati con ste app, ma anche no, io ve l'ho detto così. Ma è tanto difficile, cioè io non ho perso l'interesse proprio per... Se succede, se devo andare in ospedale, magari trovo un dottore e vuole tenermi con sé per tutta la vita. Oppure vado ad un funerale e trovo quello delle onoranze funebri. Non trovo nessuno, io sto con me e Cristina, visto che siamo già abbastanza qui dentro. Sembro tipo un demone che deve ciucciare anche le altre persone, devo assorbire, sono brutto. Comunque quanto figo è Sukuna, cioè Maria Vera, no basta. Da piccola, allora stai calma Cristina, vieni a giocare. Da piccola ci innamoriamo di Goku, perché Goku è Goku, è energia sferica, Goku ti aiutiamo. Adesso e Gojo e l'altro, ma sono tutti, cioè io non lo guardo per la trama sono loro, cioè, fateli meno fighi sti cartoni. Ecco perché mi piace GTO, perché proprio lui è disegnato simile a loro, proprio le sembianze. Cioè, sto nasino a punta. Sì, il nasino. Non so perché. Allora, io mi sto mettendo gli earplug, no? I plug per il lobo. Mi tolgo tutto e basta. Ci tenevo a farvi un po' compagnia per... Ho caricato un po' di video in questo periodo e mi sto preparando per fare i video riguardo al cinema, i film e tutto. Devo andare a camminare, devo andare a fare un sacco di cose. E... beh, perché sono abbronzata? Sembro abbronzata, ma io non voglio essere abbronzata. Ok, basta ragazzi, ci aggiorniamo dopo, vediamo cosa mi dicono. Io sono arrivata, ovviamente con largo anticipo come sempre. E boh, va bene, andiamo a fare la visita ortopedica. Sì! Io mi ammazzo adesso. Io mi ammazzo. Cioè, che cazzo? Non lo so. Arrivate a casa e dovrò farmi i raggi ai piedi e dovrò operarmi alla luce valgo. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ma fa un caldo della Madonna, ragazzi. Comunque stamattina mi sono provata, mi sono messa
Questo profumo di Dolce Gabbana, penso sia Queen, che si chiami, c'è la Q con la corona, quindi è Queen. È buonissimo, lo voglio, lo aggiungo alla wish list perché è una cosa pazzesca. Ed eccoci qua, ho prenotato i raggi il 26 aprile, abbiamo le 11:30 e nel frattempo adesso faccio un po' di live, visto che non ho sonnolenza, non sto malissimo, allora proviamo a fare qualcosa. Voi che cosa fate in queste giornate? Vi capitano mai queste giornate un po' strane? Comunque mi era arrivato un pacco e non ero a casa, porca miseria, mi sa che oggi lo vado a prendere e non so dove me lo porterà Bartolini, porca caspiterini, e niente. Mi sono alzata un attimo, mi è venuto uno svarionation, allora mi siedo, perché ho detto faccio un video così spiego il mio pensiero. Cioè, io sono a casa, no? E penso a quanto sia ingiusto, magari anche sciocco, stupido, che la televisione, che i grandi canali di comunicazione parlino, trattino ed esagerino, dicano anche cose non vere, mettano curiosità alle persone riguardo cose illegali. Ad esempio, mettiamo il caso che io sono una persona che ora lasciamo, dovrei essere in comunità, che si sta disintossicando da una sostanza, cocaina, eroina, ok, lo voglio fare in casa, mettiamo un caso, no? Ne conosco, mettiamo un caso, un esempio, oppure anche solo il fatto di voler smettere con le sigarette, voler smettere una dipendenza da una sostanza. Anche l'alcol che è legale, lo vendono ovunque, anche il tabacco. Ok? Magari guardo le Iene, io non guardo la televisione, comunque, aperta parentesi, io ho Netflix, Crunchyroll, Prime Video, YouTube, il resto non lo guardo da anni, chiuso parentesi. Ho sentito dei TikToker, delle persone famose sul web che ne parlavano, ok, che le Iene hanno fatto questo servizio su queste droghe, non voglio fare il nome, ma sicuramente non solo le Iene avranno parlato di questa cosa, guarda, ci scommetto, perché è una cosa che i drogati, c'è un'ignoranza che la televisione la fomenta, non è che ti accultura, no? Ti fa una cultura sulle droghe. Vuoi usarla? Ok, ma vuoi proprio usarla? Sai che muori, che crea dipendenza? Ok, come le sigarette tra l'altro, ma ti avviso che costa così, dà questi effetti, per smettere puoi far così, ok? Non so. Magari io la penso così, Magari uno vuole drogarsi ogni tanto, non siamo dei santi, comunque è meglio non farlo. Dicevamo, cos'è che dicono alla televisione? Droga mega illegale arrivata in Italia, e ti mettono curiosità che magari la persona che vuole evitare questo mondo, io sono a casa, non voglio evitare di drogarmi, e sento alla TV che parlano di sta mega super droga che ti dà degli effetti allucinogeni da wow, da sballo, paura, panico, che non costa nulla in confronto alle altre droghe, che non costa nulla, quindi possono comprarsela tutti, per tutte le tasche,
Cioè, cosa siete i pusher vi pagano per fargli tutta sta pubblicità? Cioè, come se la TV volesse veramente rovinare la vita alle persone. Se veramente la TV inconsciamente ti dicesse drogati, drogati cazzo, che poi cosa c'è? Ci sono i farmaci, vai in farmacia e ci guadagna lo Stato, vai ad alcolizzarti, vai dalle droghe legali, no? Vai a comprarti le sigarette, che tanto ci guadagna lo Stato. Io mi sono rotta i marron glacé di questa situazione che c'è da anni. Ne parlano perché è il trend del momento, no? Che sia un argomento valido o non valido, che faccia bene o male alla gente, l'importante è parlarne e avere share per quanto riguarda la televisione, no? Avere share, avere il pubblico, che poi per l'ignoranza delle persone, che l'ignoranza è... C'è gente ancora adesso, soprattutto di una certa età, che non si informa ma ormai cosa gliene frega loro delle droghe, vede non sa neanche la differenza tra cocaina e eroina, tra droghe sintetiche o l'erba, l'hashish. Cioè, io dico sempre lo stesso discorso, prima di giudicare queste persone che hanno delle dipendenze, vedere il motivo, vedere il perché, da che parte della società provengono queste persone. La società non è tutto un grumo uguale, ci sono vari gruppi e ci sono dei gruppi più deboli, ma anche... Cioè, tutti fanno uso di droghe, le droghe non sono solo sostanze, ti puoi drogare anche guardando tutto il giorno la TV, come fanno gli anziani, o ti puoi drogare di cibo, di zuccheri, carboidrati, ti puoi drogare di stare tutto il giorno sul divano, di oziare tutto il giorno, lo shopping compulsivo, tutto può diventare una droga, un modo di fare, un'abitudine che non puoi più farne a meno, solo che vengono più guardati male i tossici, no? I drogati, lo scarto, la vergogna della società. E la prendo come un'offesa personale, perché ho vissuto dei periodi di dipendenze da ogni cosa. Io le ho provate, non tutte, però posso dire di essermi drogata anche di shopping compulsivo, di psicofarmaci, di droghe illegali, di abitudini malsane, ma anche sane. Ragazzi, guardate che sta dilagando la mania della dieta sana, tra virgolette, e di andare in palestra. Ci sono dei tredicenni che sono fissati con la palestra come fosse il sacro graal, cioè, vivete. È meglio andare in palestra che morire da soli in un hotel con la siringa in un braccio. Dipende dai punti di vista. Cioè, hanno due vite completamente diverse. E quindi il succo del discorso è che la TV ma lo sapevamo già noi, no? La televisione, nel senso i canali,
a Mediaset, quelle cose là, ti spappola il cervello. È come dire ad un bambino: non mettere le dita dentro la presa della corrente perché ti fai male. Ma il bambino non ci ha mai nella vita del povero bambino ci ha mai pensato ha mai pensato a quest'idea, non ha mai pensato adesso metto le dita dentro la presa della corrente. Ma come ti viene quest'idea, mamma? Allora lui no, gli viene la curiosità e cosa fa? Te le infila, ma non una, di tutta la mano ti infila dentro i buchi della corrente, no? Allora qui è la comunicazione che non va, o è meglio stare zitti? Non lo so. È per questo che magari non ho rapporti sociali, che preferisco: dici una cosa, non va bene, non la dici, non va bene, allora che devo fare? Cioè, ma noi siamo fatti così, siamo veramente complicati e comunque il succo del discorso, perfino esaurito la memoria del telefono per fare il video. Magari la televisione dovrebbe un pochino di più istruire, dico un pochino, no? Un bel documentario sulle droghe, un bel documentario su qualche argomento bello tosto, no? Non dire la droga più illegale, più che fa male, più sballosa, più economica. Vedi i tossici che andiamo a comprarla, ma non vedono l'ora. Cioè, ma opinione personale, non vi drogate che fa male.